benvenuti. Oggi è sabato 23 marzo 2024. Il sole sorge alle 6 e tramonta alle 18:14. La luna sorge alle 16:41 e cala alle 5:19. Oggi si celebra San Turibio. Il santo di oggi è stato proclamato patrono dei vescovi latinoamericani da Giovanni Paolo II. Il 23 marzo si celebra la giornata mondiale della meteorologia, una ricorrenza istituita nel 1961 per commemorare la nascita dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale. Ogni anno viene proposto un tema per la giornata. Quest'anno è il tempo e il clima, impegnarsi per la nostra sicurezza e il nostro benessere. Oggi festeggia il suo 24esimo compleanno uno dei maggiori cantanti di successo al momento. Il suo nome è Emanuele Palumbo, ma forse non vi suona familiare, perché per tutti è Geolier, il fenomeno del rap napoletano. Ha esordito nel 2018 con il singolo Plus Secondigliana, che ha fatto impazzire il web con oltre 10 milioni di visualizzazioni su YouTube. Da allora ha collaborato con grandi nomi della musica italiana come Anna, Rose Villain, Sfera Ebbasta, Marrakesh e Ghe Pequeno. Quest'anno ha partecipato a Sanremo con I per me, tu per te, arrivando secondo, ma scatenando molte polemiche. Un altro compleanno importante oggi è quello di Andrea Dovizioso, che compie 38 anni, una leggenda del motociclismo, campione del mondo nella classe 125 nel 2004 e vice campione del mondo in MotoGP per 3 volte consecutive dal 2017 al 2019. Ha iniziato a correre a soli 14 anni, vincendo il campionato nazionale ed europeo. Ha debuttato in MotoGP con la Honda, ma è stato con la Ducati che ha raggiunto i suoi risultati più prestigiosi. Nel 2022 ha annunciato il suo ritiro dalle corse dopo una carriera straordinaria. Infine, oggi celebra il suo 74esimo compleanno Alain Elkann, scrittore e giornalista. È considerato il discepolo di Alberto Moravia, con cui ha scritto alcuni libri, ma è anche noto per essere il padre di John Elkann, presidente e proprietario del gruppo Fiat Chrysler, nonché della Ferrari e della Juventus. Nella sua carriera di giornalista ha lavorato per La Stampa, ha insegnato all'Università della Pennsylvania ed è stato anche presidente del Museo Egizio di Torino, uno dei più importanti al mondo. Il 23 marzo 1980 esplode lo scandalo del calcio scommesse. La Guardia di Finanza fa irruzione negli spogliatoi dei campi di gioco di molte città alla fine delle partite, arrestando 11 persone tra dirigenti e calciatori. L'accusa è di truffa aggravata e continuata per aver truccato partite di campionato attraverso scommesse clandestine. Sapevate che una copia autografata della foto più famosa di Albert Einstein è stata venduta per 106.000 euro? Si tratta di quella in cui il genio della fisica mostra la lingua al fotografo Arthur Sass. La foto fu scattata il 14 marzo del 1951, quando Einstein festeggiava il suo 72esimo compleanno al Princeton Club. Dopo aver sorriso e posato per tutta la serata, Einstein era esausto e voleva andarsene in auto, ma Sass non si arrese e gli chiese un'ultima foto. Einstein allora gli fece capire che era ora di lasciarlo in pace e gli mostrò la lingua. Einstein apprezzò molto la foto e ne ordinò alcune copie per mandarle agli amici come cartoline. Buon fine settimana ai 12. L'evento della giornata e di questo weekend è il fatto che Marte migra nel segno di Pesci, il pianeta di fuoco, fa un tuffo nel mare nettuniano. Azione e sogni, cosa faranno? Ariete, proprio per voi Marte, il vostro pianeta, il vostro Marte, è assolutamente immerso in una dimensione di placidità, trasognato e trasognante, un po' magari meno attivo, quindi per voi ci sarà meno fatica nell'agire, ma sicuramente c'è un recupero sensibilissimo perché quel Marte vuole scavare proprio nella vostra dimensione affettiva. Comincia quel percorso eversivo che gli astri vogliono che compiate per vivere di nuovo una grandissima passione.
Toro, la giornata di oggi si annuncia benevola perché Marte torna a essere vostro amico. Gli strali elettrici dell'Acquario non gli appartengono più e adesso si immerge nel mare dei pesci, per cui è per voi un Marte più morbido e sensibilistico, insomma, meno complicanze. Gemelli, Marte entra in quadratura, quindi quel sottile senso di stress e di irritazione rispetto ad alcune cose potrebbe decidere di farvi fare un pochino più sport e di attenzionare un po' il vostro equilibrio psicofisico. Cercate comunque di non essere troppo irascibili, sapete, voi siete il segno della comunicazione e con Marte, ricordate, ne ferisce più la lingua che non la spada. Cancro, giornata oggi che si annuncia ottima, tornano le passioni con Marte in trigono, non potete che gioirne, Venere lo è già, Saturno anche, arrivano forse buone notizie per qualcosa di pratico? Beh, ve lo auguriamo, la vostra luna tra l'altro in Vergine, forza Cancro, oggi è una giornata splendida. Leone, la giornata di oggi è una giornata che prevede una luna di seconda casa, peraltro con un'opposizione Saturno-Venere in pesci. Ecco, vedete, oggi è una giornata ottimale per discutere e chiarire con il partner cosa si vuole fare del patrimonio comune. Per patrimonio comune non intendiamo solo le cose materiali, ma tante altre cose più importanti. Meditate. Vergine, giornata ottima oggi, non del tutto chiaramente perché le opposizioni planetarie che arrivano dai pesci, Marte soprattutto inizia un periodo di tensione, ma la Luna oggi vi fa credere che c'è un forte recupero affettivo. Con tutti i pianeti che avete contro, semplicemente vi potrà capitare che una persona vi potrà suggerire di staccare un po'. È forse il caso di concedervi un weekend di assoluto riposo. Bilancia, la giornata di oggi prevede lo spegnimento del trigono con Marte. E questo vi fa perdere un po' di incisività nelle cose o aggressività. Per un po' sarete abbastanza in condizione di attesa, ma ricordate, c'è sempre Plutone che vi aiuta a trasformare le cose e che vi rende un moto perpetuo anche se apparentemente state fermi. Scorpione, oggi luna amica. E Marte anche, Marte è che è uno dei pianeti che riguardano più strettamente il vostro segno zodiacale e si pone in condizioni di trigono. Azione e passione tornano di nuovo a regnare sovrani e quel senso di stanchezza e di nervosismo che per tutta la permanenza di Marte in Acquario è durato, vi abbandona lasciandovi più spazio e tempo per voi stessi e per la vostra rilassatezza. Sagittario, Marte entra in quadratura. Non è propriamente un bell'aspetto, soprattutto in un momento così dinamico in cui appunto ora dovrete valutare le conseguenze di ciò che avete deciso e pianificato. Avete tutto il weekend per pensarci ed ascoltare anche dei pareri su quanto avete deciso. Capricorno, bellissimo sestile con Marte da oggi in poi, un Marte attivo che arriva in soccorso proprio per sopperire alla mancanza solare di energia. L'azione si fa pratica, si fa comunicativa e decisamente accordi e squadre e rimpastamenti progettuali potranno essere all'ordine del giorno e dimostra sempre intelligenza la persona che in corso d'opera è capace di cambiare idea. Acquario, Marte vi abbandona e quel senso di impedimento, di nervosismo, di belligeranza, di tensione, ma anche di azione che vi ha dato tanto, vi abbandona. Dite grazie a Marte perché si è posto assolutamente in una maniera abbastanza risolutiva e ha fatto in modo di gestire le cose e di portarle dove volevate voi. Adesso oggettivizzate gli sforzi fatti, è tempo di raccolta. Pesci, giornata oggi che prevede il focoso Marte arrivare nei vostri gradi. Arriva la passione, soprattutto perché tra poco si congiungerà a Saturno e a Venere. Forza, amore, passione, solidità tutte insieme. E in più ci sono sempre i sogni di Nettuno dalla vostra parte. Buon weekend!
Antenna Sicilia sta preparando un contest dedicato agli appassionati come te. Invia i tuoi cortometraggi o video alla nostra email dedicata, che troverai in sovraimpressione. È il momento di far conoscere il tuo talento al grande pubblico televisivo. Nel 1987, il 23 marzo, nasceva una delle soap opera più famose e longeve della storia della televisione, Beautiful. La CBS trasmetteva la prima puntata della saga dei Forrester, una famiglia di stilisti di Los Angeles. In Italia la soap opera arriverà solo 3 anni dopo, nel 1990, e diventerà un appuntamento fisso per milioni di telespettatori. Oggi Beautiful è seguita in circa 100 paesi e ha raggiunto punte di 500 milioni di spettatori. È la soap opera più vista al mondo. Un modo di dire molto comune nel nostro dialetto è "chi stea zita". Letteralmente significa "questa è la fidanzata", ma si usa per esprimere una situazione definitiva in cui non ci sono alternative o possibilità di cambiare. Si può usare sia in senso positivo che negativo. In entrambi i casi, il modo di dire implica che non c'è nulla su cui discutere o da modificare. Questa è la realtà, di questo si dispone. Come fare per recuperare tutti gli episodi del Almanacco che avete perso? Nessun problema, ci trovate on demand su YouTube sul canale Sicilia Play. Oggi vi raccontiamo la storia di Donald Campbell, l'uomo proiettile, che ha dedicato la sua vita alla ricerca della velocità estrema. Donald non ha mai badato a nient'altro che alla sua passione. Ha trascurato la sua famiglia, ha modificato i suoi mezzi, sognando di raggiungere i 1000 km/h. La sera prima del suo ultimo tentativo, sul lago Coniston in Inghilterra, durante una partita a carte con gli amici, Campbell pesca una mano inquietante, un asso e una regina di picchie. Lo stesso gioco che aveva Mary Stuart, la regina di Scozia, prima di essere decapitata. Un presagio funesto che Campbell ignora. La mattina dopo, davanti agli occhi increduli della moglie, della figlia, dei giornalisti e dei curiosi, Campbell si lancia sull'acqua a bordo del suo idroplano Bluebird. Vuole battere il suo stesso record, ma qualcosa va storto. Il Bluebird si solleva troppo in alto e si ribalta in aria, schiantandosi violentemente sull'acqua. Campbell muore sul colpo. Ci lasciamo con la frase del giorno. La vita è un'enorme tela, rovescia su di essa tutti i colori che puoi. Grazie per essere stati con noi anche oggi, ormai sapete che io vi aspetto qui fino a domani per un'altra puntata del nostro Almanacco. Buona giornata!